Questo è uno degli aspetti più importanti dell'opera, cioè imparare a non essere messi in crisi dal dissenso, accettare che io non rinuncio alle mie convinzioni, però non pretendo che tutti la pensino come me, e questa accettazione della diversità è proprio una delle cose più importanti per una società pluralista quale quella in cui noi stiamo vivendo. Il libro parla del dialogo cristiano-ebraico, però diciamo che il discorso comunque si può estendere al dialogo interreligioso in generale. Ci sono diversi aspetti del dialogo, c'è il dialogo ecumenico che concerne le diverse confessioni cristiane, c'è il dialogo ebraico-cristiano e c'è il dialogo interreligioso. Ora, ognuno di questi, non è che l'uno sia migliore dell'altro, ognuno di questi dialoghi ha la sua importanza e la sua specificità. Serate come queste sono molto importanti perché promuovono l'incontro, la relazione, ma soprattutto la conoscenza. La conoscenza in quei piccoli gesti quotidiani come possono essere il preparare del cibo e consumarlo insieme e naturalmente anche poi scambiarsi opinioni, scambiarsi conoscenze reciproche. Qual è l'importanza, il valore del dialogo cristiano-ebraico? Penso che sia molto importante sia per quanto riguarda i rapporti reciproci tra le due religioni, sia come esempio per l'umanità. L'umanità ha bisogno di ritrovare un segnale di comprensione, di dialogo, di capacità di rapportarsi da parte delle religioni. Un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato il passato. Ci sono dei valori, dei compiti, degli impegni che le religioni possono e debbono assumersi in una prospettiva per il futuro, e l'umanità ha bisogno di vedere un senso positivo da parte delle religioni, e quindi la presentazione odierna di questo volume, la Bibbia dell'amicizia, sicuramente va in questo senso.